I pulcini che mettiamo sul parco scorrono sull'acqua e quindi naturalmente non vegetano più. Però li troviamo qui sulle nostre Dolomiti oppure sulla Carnia e quindi è un piatto molto delicato. Il gambero è una carne molto delicata in quanto è d'acqua dolce. Chi non possono essere scambiati o confrontati col gambero di mare, tutta un'altra cosa. Questa è una delicatezza per chi apprezza le cose leggere. Ecco, infatti è un piatto delicatissimo, anche se diciamo mangiarli non è facile. Qua ci sono tra l'altro i 10 comandamenti che erano inizialmente tra l'altro in lingua proprio qui locale. Sì, in dialetto locale, qui trevigiano, di campagna. E poi, come si dice in dialetto i 10 comandamenti? I 10 comandamenti fa mangiare i gamberi di San Polo. Ecco. Questo è il titolo io ho fatto addirittura un decalogo dove uno deve prima di cominciare a mangiare, io le chiedo se sai i comandamenti, questo qui mi dice ma quali comandamenti? Ma i comandamenti miei, si mettono a ridere naturalmente e poi le portiamo i comandamenti in dialetto e si ristudiano. Chi non sa il dialetto naturalmente abbiamo da qualche anno che siamo stati un po' minacciati da un grande astronomo e li ha tradotti con l'Accademia della Segula, si dice. Li ho tradotti in italiano e così l'ho dato. Abbiamo un fronte retro in questa carta, diciamo, no, che si usa in posti come questo, perché noi in questo momento ci troviamo come si chiama questo? L'osteria enoteca de Gambrinos. A Gambrinos, che d'estate ha un nome? Borsò perché è come un grande terrazzo sull'acqua e io lo chiamo Borsò, prima era in legno, adesso è in cemento e in marmo e quindi è simpatico. Attorno abbiamo i storioni, abbiamo i cigni le introccole che girano attorno e quindi è una cosa simpatica mangiare in mezzo a questo laghetto. Il contesto è proprio veramente quello di Sos Blanca Bonnaro, cioè questo appunto fiumiciattolo come qui a San Paolo di Piave, ma anche in un altro posto storico in Francia, al confine con la Germania, siamo in Alsazia, siamo quindi dai fratelli della famiglia Oberlin, dove c'è appunto questo fiumiciattolo, però forse qui ancora meglio, ecco, se vi posso dare una mia indicazione. Quindi siamo seduti, in questo momento voi non lo potete vedere, ma nel video che stiamo realizzando, che poi sta circolando già in YouTube, nel momento in cui chiaramente mi vedete, chiaramente segno che siamo già pubblicati, ma non proprio nel giorno stesso in cui siamo andati in onda, insomma non siamo in diretta. E quindi io ho controllato poi sulla guida il vostro ristorante, le vostre camere sono segnalate molto bene. Pensate che San Polo di Piave praticamente ha 3 indirizzi che sono più o meno gli stessi, la guida Michelin segnala stesso indirizzo